Adesso c'è l'ultimo atto finalissimo di Coppa Veneto Italia 10-1 tra Futsal e Marco Polo e Futsal Jesolo, un derby tutto veneziano. Vogliamo finire godendo come dei ricci. Giustamente non toglie gli uomini che hanno portato alla sonora vittoria di ieri. Si comincia Per chi è da casa che segue, si vede benissimo con l'inquadratura lì in alto. 17-20 a giocare. Di Gao, il palo, ancora nel Mao, per non resti gol! Silon la sblocca subito. E non si fa attendere il Futsal Jesolo per fare esplodere la Belbote proprio sotto il tifo giunto fino a qui. Non lo vedete ora perché state osservando il replay, ma c'è Silon che è andato a caricare il pubblico e trova il primo gol. Al termine del primo vero affondo effettivamente il palo colpito all'inizio. Da Silon, Di Gao a far ripartire l'azione, palla lunga per Silon, fuori il triangolare Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, poi si va avanti a Dino Oltranza. Attenzione Boigan, scappa il mister Peruzzetto. L'anticipo con Munteano, va a notare in 2 Munteano! Franco Baresi. Torniamo live, 11:20 da giocare, 1-0 Jesolo avanti, palla per De Battista, che si gira bene. E la palla termina alta. Lotta intanto Scantamburlo che torna dopo il cartellino rosso. Gol! Il vantaggio! Il doppio vantaggio! Di Gao! E Di Gao che la mette dentro! Jesolo sul 2-0! all'8:55, rivediamolo. Va via Di Gao, la mette in mezzo. Urio fermato alla fine della sul 3 contro la volta posta alla fine, sulla destra c'è Munteano, il tiro gol! Alves! Anche qui la PlayStation, 2 passaggi a tagliare il campo, 3-0 minuto 9 e 27. Sembra un po' una fotocopia della partita vista ieri. Il Futsal Jesolo si porta nel triplo vantaggio, la palla messa in mezzo dal numero 10 Munteano. Facile da immaginare velocemente. Anticipo mio che viene striscio, due gialli e viene striscio Urio. E Urio perde la testa che chiede di salire a Di Gao. Silon Anemar a caricare il destro per Silon ed è 4-0 Jesolo, 6:35, una partita a 6 soldi. ancora una volta sì, il Futsal Jesolo dimostra un'enorme qualità, anche qui la punizione impeccabile di De Battista, ancora lui, lo scambio per Callegari va a puntare l'avversario, va a calciare, ma trova Maldresca, però per il Marco Polo, pronto De Battista a calciare, Bellomo il giro, ferma tutto quanto e poi a salvare Sappioschi. non guarda nemmeno il numero 6 Vecchiuzzo. Ma c'è Bellomo che recupera comunque ancora il pallone, va sul fondo, ancora Bertiato, pallone che resta di Bellomo! Adesso invece dovranno fare a meno. Scandiscono coi tamburi i tifosi del Marco Polo che ci credono comunque ancora. Il tiro gol! La riapre del Battista! Un gran gol! Punizione dal fondo! 52 secondi! 1-4! Firmato Marco De Battista. E li vediamo qui sugli spalti. Chiedono testa, concentrazione. Dove è passato? È andata direttamente sul secondo palo. Tirato in corner da Raffigna. Non vuole perdere un secondo di tempo. Zanin a caricare il tiro fuori di poco. Di Gao si ferma, lo scambio con Silon ancora sbrancato da 2, poi Di Gao, Raffigna. Che cosa stava uscendo qui? Alves e Munteano, ancora possesso per il Marco Polo con Scantamburlo che va dietro per Boigan che calcia un reso terra insidioso, ottime qualità anche lui. Sì, per quello che abbiamo visto, entrambi i portieri, il Futsal Jesolo. Bertiato, Eccolo qui, punto sotto a 33 Jesolo e quinto la marca Futsal Montebelluna 31. Insomma, grande equilibrio, abbiamo ancora tutto il giro di ritorno
venerdì si giocherà la seconda posizione, ottima la parata di Friedman, aveva fatto tutto bene, puro netto, quarto di gara. Secondo me la Sparo è l'appunto difficile vedere i supplementari. Sì, per quanto visto fin qui. Però il pallone libero davanti il tavolo del cronometrista, dopo lunga per Silon, lo scavetto, poi la palla che resta lì, cosa è agganciato? che lotta, tiene il possesso per i suoi, perde il pallone, c'è Furanetto per Zanin, Friedman. Scorrono per i secondi, tutto in favore dello Jesolo, che è avanti di 3 reti qui nella finalissima con il futsal Marco Polo. Palla sul secondo palo, arriva il nostro gol, Udi. Vediamo, forse arriva per... Arriva probabilmente adesso con Silon! Tripletta dell'MVP di questa finale! Silon vuole portare a casa la coppa, vuole portarla agli Jesolo, 5-1. E la vediamo l'esultanza ancora una volta per il gol della Manita che vale 5-1 per il futsal Jesolo, involata da solo. Silon non sbaglia, con un tocco sotto evita anche l'intervento di Callegari. Forza i tifosi che se ne stanno andando dalla Belbote Arena E non vogliono trovare traffico. noi invece dobbiamo stare qua fino alla fine. Vecchiusso, Bell'uomo, Callegari sul fondo, in mezzo pallone ancora prima un burlo, Bell'uomo a calciare, Silon, un altro gol, Silon, poker personale e sempre più MVP con un 7-1 tra i 26 e può solo aumentare nella consistenza numerica. Guarda, Si è alzata, ha tolto la coperta dalle viste oggi. Supercoppa Verona e Rigori, Arzignano, qui Raffigna, fuori. Raffigna la mette fuori. Secondi al termine. Ancora Callegari. È finita! Il futsal Jesolo batte per 6-1 con un sonoro risultato il futsal Marco Polo e si aggiudica la Coppa Italia C1. Grandissima prestazione da parte dei ragazzi di Alessandro Peruzzetto. E non c'è altro da dire, il futsal Jesolo ha fatto una cavalcata incredibile, seguono azioni spettacolari, gol, dribbling e chi più ne ha più ne metta. Formazione in maglia granata meritatamente prende e si porta a casa questo trofeo.